Buona domenica, i titoli di questa edizione. L'economia in Sicilia è in affanno e aumenta pure la povertà. Dati Istat segnalano forti ritardi rispetto al nord e ad altre regioni del sud. Fine settimana con strade insanguinate in Sicilia, 4 morti e diversi feriti tra Gela, Augusta e Racalmuto. A Siracusa ambientalisti in azione per ripulire dai rifiuti l'arenile della playa, a dare manforte ai volontari di Legambiente e anche alcuni turisti. In migliaia a Catania si godono le spiagge alla playa facendo sport con l'iniziativa Muoviti alla Scogliera con le attrazioni del Lungomare Fest. Noto in festa con i colori e i profumi dell'Infiorata, quest'anno dedicata alle opere di Giacomo Puccini. Riapre a Messina dopo 2 anni di lavori Villa Dante, il polmone verde nel centro della città. Arriva l'Aldilab, l'applicazione per individuare al cimitero la posizione delle tombe dei defunti. In Sicilia attiva Priolo Gargallo, vicino a Siracusa. Calcio, sarà l'Avellino il prossimo avversario del Catania nei play-off. Questo l'esito del sorteggio di oggi. Il Palermo domani al Barbera attende il Venezia per la gara di andata. Obiettivo: replicare quel che si è visto con la Sampdoria. Bentrovati, ancora buona domenica. In apertura parliamo di economia e di attività imprenditoriali. La Sicilia arranca, l'economia dell'isola resta al palo ed è in forte ritardo rispetto alle regioni del nord, ma anche alla Puglia e alla Campania, e aumenta la povertà. Luca Ciliberti. L'economia siciliana arranca, non si accorcia il divario con il nord del paese e non si riesce a mettere a sistema le risorse europee. Un quadro a tinte fosche certificato dal rapporto annuale dell'Istat. Basti pensare che il PIL pro capite è inferiore al 60% della media europea, con numeri simili a quelli della Romania. L'economia della Sicilia è cresciuta dello 0,33% nel 2023 e il PIL aumenterà dello 0,4% quest'anno e dello 0,5% nel 2025. Per le stime dello Svimez, una crescita prossima allo zero che pone la Sicilia in ritardo rispetto alla spinta più forte del centro-nord, ma anche di regioni come Puglia e Campania che nel 2025 arriveranno anche all'1%. In termini reali, le famiglie potranno beneficiare nel biennio 2024-2025 del calo dell'inflazione che nell'isola e al sud è stata molto forte e ha eroso il potere d'acquisto. Rispetto alle prospettive per il futuro l'analisi è chiara. Se il settore delle costruzioni è stato trainante, la riduzione degli incentivi e il rialzo dei tassi di interesse potranno portare a un contraccolpo, ma gli investimenti pubblici, su tutti il PNRR, potrà compensare la riduzione della domanda privata. A patto che si concretizzino però. Arrivano invece dei buoni dati dal mercato del lavoro. Sulla falsariga di quanto avviene in tutto il Mezzogiorno, in Sicilia nel 2019 fino al 2023 gli occupati sono aumentati del 5,2%, il secondo dato migliore d'Italia dopo la Puglia. Allo stesso modo la disoccupazione tra le più alte d'Italia è scesa da poco meno del 20% al 15,8%, con la Sicilia che adesso ha meno disoccupati della Campania. Fine settimana ha caratterizzato una serie di incidenti mortali in Sicilia, 4 le vittime e numerosi i feriti. Simona Mazzone. Una scia di sangue ha caratterizzato le strade siciliane nel fine settimana con 4 incidenti mortali e diversi feriti. In uno scontro frontale nella zona industriale di Gela hanno perso la vita Domenico Lorefice, imprenditore di 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta e amministratore delegato dell'azienda Lorefice Ponzio, e il giovane Kevin Provenzano, 22 anni, operaio di una società metalmeccanica di Gela, la Ergo. In un altro incidente sulla statale 114 nel territorio di Augusta, tra Siracusa e Catania, un 32enne di Gela è morto e un altro uomo è rimasto ferito. Un'auto che viaggiava verso Catania, secondo una prima ricostruzione, si è ribaltata e per il conducente non c'è stato nulla da fare, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Si è invece schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada un motociclista di 46 anni, Filippo Labella, fisioterapista, vittima di un incidente autonomo
a Racalmuto. Sul posto il 118 è un elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione purtroppo sono stati vani. Ed è rimasto gravemente ferito il conducente della Citroen con a bordo una coppia di ventenni di Biancavilla che ha perso il controllo sull'autostrada A18 all'altezza di Mascali. L'auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in prossimità di un cavalcavia. Il giovane è stato condotto in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. La ragazza ha riportato ferite meno gravi. Mentre i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per un incidente autonomo sulla A19 Palermo-Catania tra Motta Sant'Anastasia e Gerbini sulla carreggiata in direzione Palermo. Soccorsa all'interno della macchina la donna che ha riportato varie ferite. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. A Palermo un gruppo di ragazzini ha inseguito e picchiato 4 giovani la notte scorsa non lontano dalla prefettura. La baby gang si è accanita soprattutto su 2 fratelli di 27 e 17 anni. Per il più grande si è reso necessario il trasporto in ospedale, mentre il fratello minore ha riportato escoriazioni al volto e al collo. Un terzo amico è stato preso a calci e pugni. Dopo il pestaggio gli aggressori sono fuggiti. A Catania è caccia all'autore della tentata rapina in una tabaccheria di via Leucatia. Gli investigatori hanno interrogato il titolare e i clienti presenti al momento dell'irruzione. Stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Tutto si è svolto in pochi minuti. Il rapinatore, appena entrato, si è diretto verso la cassa, ma ha trovato la resistenza del titolare e di 2 clienti. L'uomo si è scagliato contro i 3, colpendoli e ferendoli con il calcio della pistola. È un uomo che a bordo di un motopeschereccio italiano navigava fra le coste tunisine e quelle trapanesi, colto da malore, è stato soccorso e salvato da un elicottero dell'aeronautica militare che lo ha trasportato all'ospedale di Trapani. Le spiagge sono sempre più invase dai rifiuti, gli ambientalisti rinnovano l'appello a rispettare la natura, ma scendono anche in campo con azioni concrete. A Siracusa hanno ripulito la spiaggia della Playa. Francesco Aloi. C'è chi quando non lavora preferisce riposare, ma c'è anche chi decide di dedicarsi al bene comune. È quello che hanno fatto i volontari nella spiaggia della Playa a Siracusa. Hanno risposto presente anche alcuni ragazzi stranieri. Tantissimi ragazzi che vengono dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, che vengono qui per aiutarci, per scoprire il luogo spettacolare che è Siracusa. Siamo una business school francese, abbiamo organizzato un evento qui a Siracusa di 4 giorni e in più ci ha fatto molto piacere, grazie a Legambiente, organizzare questo clean up di questa spiaggia. Si sono dati appuntamento qui, in una spiaggia dove la vista è mozzafiato. Di fronte c'è la meravigliosa isola di Ortigia, ma alla Playa, come in altri arenili, oltre alla sabbia ci sono i rifiuti. Anche Goletta Verde la definisce un luogo prezioso in grande pericolo. Potete benissimo vedere la sporcizia ovunque, rifiuti di plastica, gomme, alcuni rifiuti medici. C'è bisogno di pulirlo e c'è bisogno di farlo adesso. È una spiaggia a rischio come non è l'unica in Italia, in Sicilia. Dobbiamo combattere soprattutto per mantenere questa spiaggia pulita e prevenire eventuali scarichi di rifiuti in mare. Secondo Legambiente, tra quelli più raccolti ci sono le cicche di sigaretta. Ce ne sarebbero più di 100 ogni 100 metri. Seguono pezzi di plastica, tappi, materiale edile e stoviglie monouso. E così, tra mare e spiaggia, sembra cambi davvero poco. Rifiuti ce ne sono a volontà e la battaglia degli ambientalisti continua. Sport, salute e benessere, 3.000 persone a Catania per l'iniziativa Muoviti, l'importanza della prevenzione in un'iniziativa riservata a grandi e piccoli, movimento e tanta voglia di stare all'aria aperta anche per il Lungomare Fest. Tonino De Mana. In 3.000 alla Playa di Catania per coniugare sport, salute e benessere. È stata battezzata Muoviti perché il movimento aiuta la prevenzione e fa star bene. Di buon mattino la Playa si è trasformata in una palestra a cielo aperto e in un enorme colorato studio medico dove è stato possibile consultare il cardiologo, il nutrizionista ed effettuare anche screening preventivi come ad esempio la misurazione dei livelli di colesterolo
uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Il movimento è importante perché aumenta la massa magra, fa diminuire il colesterolo, fa diminuire il diabete, aumenta ovviamente l'efficienza e l'efficacia del corpo e ovviamente abbassa il rischio cardiovascolare. Muoversi migliora lo stile di vita. Queste manifestazioni sono basilari per andare a sensibilizzare le persone. Oggi noi andiamo a curare il diabete su un tapirulan. Ci sono anche diversamente abili per ricordare e ricordarci che l'inclusione deve essere 365 giorni l'anno. Io spero che questa non sia una giornata fine a se stessa, ma che si apra poi a tante possibilità dopo, alle palestre che facciano corsi per persone in carrozzina, per persone con disabilità. Muoviti sarà riproposta il 9 giugno nella spiaggia di Mondello a Palermo e domenica a Catania fa rima con Lungomare Fest, condizionato da una mattinata non certo ideale dal punto di vista meteo, con cielo coperto ed un elevato tasso di umidità, che non ha fermato la voglia di movimento di Achille, 94 anni, e non sentirli. Facciamo una bella passeggiata. Ecco, io lo faccio tutto l'anno il bagno, anche quando piove, anche se c'è cattivo tempo. L'acqua, si ricorda il dottore, giornalista, l'acqua più fredda è, meglio mi sento. Ad arricchire il programma del Lungomare Fest anche l'inaugurazione di un murales. È un modo per rendere tutto molto più colorato e nel frattempo lanciare un messaggio importantissimo che la prevenzione può salvare la vita. E adesso andiamo a Noto, l'Infiorata omaggia Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Simona Mazzone. Uno spettacolo unico al mondo, un omaggio alla primavera incastonato in uno splendido barocco siciliano. È l'Infiorata di Noto, quest'anno interamente dedicata a Giacomo Puccini e al centenario dalla sua morte. Un evento che torna ogni anno, sempre più ricco e straordinario, che colora e profuma le vie del centro storico con opere realizzate soltanto con petali di fiori, che in questa 45esima edizione si ispirano ad alcuni versi del compositore. Un'infiorata straordinaria di colori, di arte, di musica e di cultura. Noto ancora una volta continua ad essere capitale internazionale del turismo e della cultura, ma soprattutto riesce ad essere anche città dell'accoglienza. Un suggestivo tappeto fiorito che sorprende migliaia di visitatori e che resterà allestito fino al 21 maggio grazie alla maestria degli infioratori che si dedicano ogni anno all'imponente opera. A questo si aggiungono alcuni eventi collaterali, il concerto di musica classica in piazza Municipio, un momento per i più giovani con il DJ set di musiche mixate di Puccini e opere in scena al Teatro Tina di Lorenzo. A Messina, dopo 2 anni di lavori, è stata riaperta Villa Dante, l'unico polmone verde della città in pieno centro. Francesco Aloi, Triolo. Messina finalmente è di nuovo un cuore verde nel centro della città. Villa Dante, rimodernata e rinnovata, è tornata dopo 2 anni ad essere fruibile per i cittadini. Ci sono spazi per tutti, dai più grandi ai più piccoli, campi da tennis, da padel e da calcetto, la piscina scoperta, un'area giochi da 800 metri quadri per i bambini, la pista da skate e la grande arena che può ospitare 3.000 persone, che sarà teatro degli eventi estivi della città. Ma speriamo che tutto vada bene. E no, è bellissima, dai, vi la complimenti alla giunta. È un punto di riferimento per voi? Molto buono, sono contento, sono felice, almeno abbiamo una villa veramente tutto perfetto. Che ne pensate di questa Villa Dante? L'hanno ristrutturata bella, veramente, è venuta una bella villa. E aspettavamo pure per i nipotini pure, che vengono molto volentieri. Abitiamo qua di fronte. Abitiamo qua. Il primo impatto quindi positivo? Veramente positivo, sì, bello veramente, complimenti. Che finalmente c'è un'area dove i bambini possono giocare e divertirsi, c'è un bello spazio verde dove comunque si può stare all'aria aperta in città, semplicemente potendosi anche rilassare e fare qualsiasi cosa, ecco. A gestire la villa, videosorvegliata da 40 telecamere, sarà la Messina Social City, la partecipata del comune, che potrà contare anche sul nuovo centro ricreativo polifunzionale in legno e vetro. Lì ci saranno attività per bambini e famiglie. Di fronte la fontana danzante ed il verde curato, un restyling che fa riscoprire un luogo di Messina sino a 2 anni fa dimenticato e nel degrado.
La tecnologia arriva anche al cimitero. A Priolo, nel Siracusano, è possibile trovare i defunti scaricando un'applicazione sul cellulare, ma i servizi offerti sono diversi e siamo andati sul posto a provare questa novità per la Sicilia. Francesco Aloi. Aldilap, la scarichiamo. E questo è il nome dell'applicazione che rende digitale il cimitero di Priolo Gargallo nel Siracusano. Con il cellulare così è più facile trovare il defunto. Basta inserire i dati ed è fatta. Vediamo se funziona. Inseriamo il nome del defunto. Ed ecco, abbiamo la posizione esatta dell'oculo. Aldilap era già attiva in altri cimiteri d'Italia, ma con Priolo arriva anche in Sicilia. Questo è il primo cimitero digitale della regione. Credo che sia il primo cimitero che ha questa app da Roma in giù. Qualsiasi cosa vuoi fare in quella tomba, chiami, o in quell'oculo, chiami, ti colleghi con l'app e hai tutto quello che ti serve senza spostarti da dove ti trovi. Scaricando l'app ci sono tanti benefici. Chi non può venire qui fisicamente ha la possibilità di acquistare un fiore a distanza, ma può usufruire anche di altri servizi come la pulizia della lapide. Ebbene sì, il digitale avanza sempre più, anche nei cimiteri. Qui leggiamo anche alcuni pensieri. In memoria del defunto c'è chi ha scritto: ti penso sempre, te ne sei andato troppo presto. E poi c'è anche chi accende un cero virtuale, perché si può fare anche questo. Il cartello con il QR code informa tutti della novità. Adesso non resta che aspettare. Quanti useranno l'app ad ora non è possibile saperlo. Quello che è certo però è che il cellulare serve sempre di più. E adesso una pausa per la pubblicità, tra poco. Parliamo di calcio, il Catania trova l'Avellino nella seconda fase dei play-off. Ieri il sofferto passaggio del turno contro l'Atalanta con il portiere Furlan protagonista. Marco Carli. E per il Catania, ecco l'Avellino. La sorte sembra seguire la vicinanza geografica, basti guardare alla sfida fra Vicenza e Padova, e anche il Catania pesca l'avversario più prossimo, se così vogliamo dire. Una squadra del sud contro una squadra del sud, una del girone C contro un'altra del girone meridionale. Al di là della componente geografica c'è poi quella calcistica, e l'Avellino era da molti giudicato come l'avversario più scomodo, visto la posizione di classifica finale, Irpini secondi ed Etnei tredicesimi, e gli scontri diretti con 2 vittorie per i campani, 2-0 al Massimino e 5-2 in Irpinia. Gli uomini di pazienza hanno chiuso la stagione regolare con un buon trend, sopravanzando il Benevento nella corsa alla seconda piazza. Gara d'andata a Catania martedì, ritorno al Partenio. La squadra che passerà il turno sfiderà la vincente di Vicenza-Padova. Se i rossazzurri dovessero approdare fino alla finale, giocherebbero al Massimino l'andata. Facendo un passo indietro, gli etnei arrivano alla partita con l'Avellino dopo aver eliminato l'Atalanta Under 23 con tanta sofferenza, soprattutto nella prima fase e nel finale, con il gol nel recupero del nerazzurro di Ao che poteva riaprire i giochi. Migliore in campo il portiere etneo Furlan, che più volte ha salvato il risultato. Anche i rossazzurri hanno avuto le loro chance, ma non sono stati sufficientemente cattivi sotto porta e hanno colpito un palo nel finale con Castellini. Il presidente Pelligra riassume così con la solita schiettezza. Signor tutto surato, mi fa la doccia oggi. Abbiamo giocato bene, certe volte che calcio succede non fare gol, ma siamo carichi per la prossima partita martedì, sono convinto che noi andiamo avanti. Facciamo un'altra brevissima pausa, continueremo a parlare di calcio con il Palermo ma anche di pallanuoto femminile. Ci vediamo qui tra pochissimo. Ed eccoci, continuiamo a parlare di calcio con il Palermo che lavora in vista della partita di domani sera contro il Venezia, andata della semifinale dei play-off. Mignani dovrebbe confermare in parte la stessa formazione che ha battuto la Sampdoria. Marco Gullà. E adesso che viene il bello, vigilia della semifinale d'andata playoff per la promozione in Serie A. Domani sera al Barbera arriva il Venezia, il Palermo visto contro la Sampdoria è una squadra che può far paura a tutti. Ecco perché i tifosi rosanero credono alla grande impresa. Partita dura, con poi Ampalo spauracchio per il Palermo. Il tecnico Mignani però sa bene che la sua squadra si è ormai lasciata alle spalle il periodo buio e domani cercherà la terza vittoria consecutiva.
Il Palermo visto la Sampdoria, se è un Palermo che si è differito dagli altri, soprattutto nell'atteggiamento e nello spirito, che è un po' quello di cui vi ho parlato in passato, insomma, questa secondo me è stata la differenza più grossa. È stata una partita fatta bene sotto tutti gli aspetti, perché partendo dall'atteggiamento sono venute fuori anche delle cose carine magari a livello tattico, però io vorrei che la prossima partita, la partita con Venezia, la squadra avesse lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento. Poi l'avversario sarà diverso, la partita è diversa perché sono tutte partite diverse, però la priorità secondo me è che si riporti in campo quello. Squadra che vince non si cambia. Mignani dovrebbe confermare in gran parte la squadra che ha vinto e convinto contro la Sampdoria, anche se deve fare a meno di Ceccaroni, quindi almeno una novità ci sarà. Tornerà Nedelcharu, a centrocampo Diakite e Lund sono inamovibili sulle fasce laterali, così come Ranocchi e Segra al centro. In avanti ancora Brunori e Soleri. E adesso la pallanuoto femminile. L'Orizzonte Catania conquista gara 2 della finale scudetto, vincendo con un netto 12-7 in casa del plebiscito Padova e portando la serie che assegna il tricolore sull'1-1. Gara 3 si giocherà giovedì 23 maggio alle 18:45 alla piscina di Nesima. Sentiamo Gaia Gagliardi, una delle grandi protagoniste della partita di ieri. Sicuramente ieri era una grande prova perché da gara 1 eravamo molto amareggiate e volevamo far sapere a tutti, ma in primis a noi, che non eravamo quelle e che dovevamo riscattarci. È andata così, siamo felici, ma non abbiamo ancora fatto niente perché l'obiettivo più importante adesso è quello di giovedì 23. Siamo state più coese, unite, ma soprattutto ci eravamo predisposte degli obiettivi e li abbiamo portati a termine con calma e serenità, cosa che secondo me alla gara 1 c'è stata un po' di confusione che ci si poteva stare per l'ansia perché eravamo molto tese, è stata un'annata difficile, però abbiamo reagito. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.